Buonasera a tutti e grazie Silvana che ci ha messo l'anima per questo incontro insieme a Salvatore. Io non so se il sistema sanitario nazionale lo vogliono smantellare, non ho certezza che ci sia una lotta in Parlamento. Sicuramente, anzi lo sapete, c'è qualche parte politica che ha più a cuore il privato e c'è qualche parte politica che ha più a cuore il servizio sanitario pubblico. In Italia che tra questa parte politica lo abbiamo sostenuto con i fatti, abbiamo fatto delle proposte in Commissione Affari Sociali, in Parlamento, in Commissione Affari Sanitari, per dare un po' la nostra formula, la nostra ricetta per fare meglio. E credo che il compito della politica sia promuovere questi incontri, perché non devono per forza essere o rappresentare la demonizzazione di chi in questo momento è al governo e sta facendo un compito che è quello di inquadrare i conti. Il compito della politica è fare delle proposte. L'Italia dei Valori, abbiamo sempre detto, al servizio del cittadino e deve fare una proposta politica. È molto facile dire sono stati tagliati 25 miliardi di euro negli ultimi 5 anni e quindi il sistema sanitario è già boccheggiante, con il taglio vuol dire che probabilmente non sarà più sostenibile. Mi lasciano anche perplesse le dichiarazioni che ha fatto ieri in quinta commissione al Senato il revisore dei conti Cottarelli, che ha detto il sistema sanitario è sicuramente ancora oggi sostenibile. Dobbiamo fare i conti con i numeri e vedere qual è la nostra proposta come partito che esce dalle istituzioni e vuole tornarci proprio con una proposta concreta. Bene, se si esaminano un po' gli ultimi 10 anni, anzi esattamente il 2001-2010, in 10 anni il prodotto interno lordo in Italia è cresciuto di 2,8 punti. La sanità è cresciuta del 45,1. Quindi è chiaro che se le cose restano così non è più sostenibile niente, sono chiacchiere che ci raccontano, ma dobbiamo cercare dei sistemi alternativi. Non possiamo far parlare i conti. Silvana ha parlato della 83378, lo stesso Salvatore, certamente ci scappelliamo, ma è una legge che oramai ha 36 anni e quindi è anacronistica, ha garantito tutto a tutti e dobbiamo interrogarci, compito della politica, se effettivamente è ancora possibile garantire tutto a tutti dalla curva alla bara, come si dice, e se è possibile come fare. Il governo ci dice di sì, ma è ovvio, si dice a Napoli non si chiede mai all'acqua nuova se l'acqua è fresca, perché mi sembra evidente. Dobbiamo vedere quali sono le correzioni da fare, già che in questi anni sono stati fatti tagli soprattutto sul personale. Voi sapete che gli stipendi sono fermi a 5 anni, c'è il blocco del turnover, quindi tutti i medici che sono andati a casa, non solo i medici, non potranno essere sostituiti, quindi ci sono turni estenuanti. Come commissione, come presidente della commissione sanitaria ho dovuto constatare che molto spesso non è l'errore medico, ma sono le condizioni in cui vengono lasciati i medici per poter coprire dei turni H24 con personale sempre più carente che non può essere sostituito a determinare l'errore medico che di per sé è insito nelle procedure. È un paese in cui non si riesce a parlare della medicina difensiva e a risolvere questo problema perché soltanto attraverso la rimozione della medicina difensiva, lo dico per i non addetti ai lavori, ci sono quell'insieme di comportamenti del medico che egli adotta per crearsi uno scudo giudiziario, per parare il colpo del contenzioso diciamo tra medico e paziente. Costa la medicina difensiva 12 miliardi di euro l'anno, quindi è una spesa enorme, sono tutte prescrizioni inutili. Siamo i primi in Europa a prescrivere tomografie a sale computerizzate e risonanze magnetiche con tutti i danni che poi fanno. Siamo i primi in Europa per ricoveri, abbiamo degenze inutili. È chiaro che se ci chiede lei cosa farebbe per risparmiare, la prima cosa diremo guardate che ci sono una serie di prescrizioni inutili, risolviamo il problema del contenzioso giuridico medico-paziente attraverso non l'assicurazione obbligatoria, perché abbiamo visto che purtroppo le assicurazioni dicono di non guadagnarsi, ma in realtà sono più i premi che incassano rispetto ai risarcimenti che pongono in essere, ma attraverso quei fondi regionali che le 3 regioni che hanno attuato in Italia trovano un bilancio positivo, nel senso che il cittadino è garantito e le varie aziende sanitarie locali
non spendono più di quello che effettivamente ottengono i cittadini che sono vittime di errori medici o di malpractice in questo caso. E allora c'è da fare una serie di analisi, di indagini, e io mi farebbe piacere se come risultato di questo incontro ci fosse una proposta politica da parte nostra per vedere quello che noi vorremmo fare in un sistema sanitario che è malato e che è a rischio, proprio perché, ripeto, ogni anno la spesa farmaceutica aumenta, ogni anno ci sono delle voci che non sono state toccate. La farmaceutica oggi ha avuto un grosso taglio, ricordo che nel 2008 rappresentava il 14% della spesa globale che lo Stato dà alle regioni, 120 miliardi di euro, oggi siamo scesi all'11,35%. Grazie ai generici, grazie a delle modifiche che sono state fatte, diciamo che oggi si spende meno per i farmaci. Ma aumenta la spesa farmaceutico-ospedaliera, abbiamo dei farmaci salvavita. Diciamo anche la verità che oggi il 90% delle leucemie infantili va incontro a quei giovani. 20 anni fa purtroppo i bambini che si ammalavano di leucemia andavano incontro quasi a morte certa. Diciamo che il tumore, il cancro, rappresenta qualcosa che oggi può essere anche curato, ma ci vogliono delle medicine che sono estremamente costose. Le attrezzature sono molto costose, insomma, se uniamo questa maggiore esigenza all'età media che, come sapete, globalmente sta aumentando, 84 anni della donna e quasi 80 anni dell'uomo, è ovvio che bisognerà un po' riconsiderare i costi letto, non parlare soltanto dei letti per i cosiddetti acuti, ma parlare anche e soprattutto invece per le persone che andranno incontro a malattie croniche, malattie degenerative. Oggi avete sentito l'Alzheimer, il grande incremento appunto, e quindi bisognerà pensare soprattutto ai posti cronici, perché man mano che il popolo invecchia ha bisogno di ricoveri per lunghe degenze, non soltanto casi di. E allora bisogna, a nostro avviso, avere la barra dritta e cercare un po' di vedere poi dei compromessi che c'è tra la sanità e la politica, questo anello che noi vorremmo spezzare. Insomma, non è più comprensibile come in una regione come la Calabria, per intenderci, ci sia un debito pro capite di 1.000 euro, ci siano 39 ospedali, di cui 37 sono fuori norma. C'è un ospedale a Palmi, 18.000 anime, che ha 20 posti di letto e 147 dipendenti. Allora se non si mette mano alla chiusura dei piccoli ospedali, alla ricompressione che decide del territorio, cioè passando da quello che è un sistema basato sull'ospedale, quindi direi ospedalocentrico, in un sistema territoriale, non si risolverà mai niente. Sono state fatte riunioni fra il Ministro della Salute allora, il Ministro Fazio e la Conferenza Stato-Regioni per chiudere i punti nascita che avevano meno di 500 parti l'anno, non si è fatto niente anche lì. Insomma, bisogna ragionare, parlare col cittadino, facendo capire che non è l'ospedale sotto casa che ci salva la vita, è meglio un ospedale a mezz'ora che riesce ad affrontare i codici rossi piuttosto che mantenere questo numero esagerato di piccoli ospedali che servono soltanto per fare, diciamo, la politica clientelare e per promuovere i dipendenti che sono stati assunti per conoscenze dirette.